È scabroso quando si infiltra, È clamoroso, è un sole scabroso. Scabroso, colleghiamoci con il nostro super inviato, Salvo Sottile, direttamente da Rete 4. Amici di EB2O, Bravo Salvo. bentornati al 90° grado, la trasmissione che anche in Spagna mi hanno copiato paro paro. Anche lì, non ci credo. Hola amigos di Rete 4, bienvenidos al 90° grado, la transmisiones más escabrosas que resuelve los casos más cabrosos de la televisión y habla de todos los problemas prendiéndose el toro para le cornas. Olè! Complimenti per lo spagnolo. Olè. Non ci credo. Dunque avete sentito, anche in Spagna mi hanno copiato. Sì, però loro Remo Croci se lo sognano, Oggi parleremo del caso delle ferie svizzere che hanno scosso la sensibilità di molti italiani e non solo. Ho sentito, mi sembra una cosa strana. Ma che cosa sarebbe successo in Svizzera qualche giorno fa? Hanno fatto un referendum, ecco, questo. Ebbene, secondo clamorose voci di corridoio e di ripostiglio, questo referendum doveva decretare se dare o meno 2 settimane di ferie in più. Avrà vinto il sì, immagino. Col cazzo! No, Salvo, l'educazione, su, per favore. Scusate, ma il referendum ha sorpreso anche me. Vabbè, diceva... Col cazzo! No! Ci dica com'è andata. Ebbene, il risultato sarebbe clamoroso come una vittoria dell'Inter al 90°. Ah, sarai simpatico lei. Infatti, oggi. con il 67% dei voti, i cittadini svizzeri hanno rifiutato, pensate, 2 settimane di ferie retribuite. No, non ci credo. Questi sono pazzi, oh. Notizie dell'ultima ora ci direbbero usiamo il contrizionale che Usiamolo. migliaia di italiani che erano andati in Svizzera a lavorare sarebbero incazzati come bestie feroci. Vorrei vedere, scusa. Noi abbiamo mandato la nostra inviata Carmela a sentire le opinioni pacate di questi nostri concittadini che, pensando di scappare dalla crisi italiana, poi se la sono presa nel culo. No, Salvo! I bambini scendono dalle Ma macchine. sentiamo il contributo. Vai, l'inviata. Carmela? Sì, Salvo, mi trovo a Zurigo dove i nostri concittadini emigranti si sentono beffati da questa decisione. No. Scusi, lei cosa ne pensa delle ferie bruciate con il voto? Cosa ne pensi? È scandaloso. Io lavoravo al Cardaleni di Napoli e per 40 anni mio fratello timbrava il mio cartellino mentre io facevo le ferie di 2 mesi. Mo vengo qui in Svizzera e per 4 cioccolatai stressati io devo rinunciare a meritate riposo. Lascio dissa tutto quanto. Scusi, lei è dello stesso avviso? Ma guardi, diciamo che essendo io disoccupato da sempre non me ne frego niente. Ecco, Salvo, ascoltiamo l'ultima voce. Lei cosa mi dice? Che ti dico? Che te ne devi dare a fangolo, perché io sono clandestino, state zitto. Ecco l'ultimissimo al volo. Lei cosa mi dice dopo il referendum? Ah, bella miciona, quanto sei buona. Bene, Salvo, con questo deficiente è tutto e come sempre gli italiani all'estero si sono fatti riconoscere. Bello. Ma a Zurigo ci sono le pecore, le Dunque cane. avete sentito, gli italiani all'estero sono sempre in bella mostra. No, Salvo, voleva dire che facciamo figuracce. Infatti. Comunque a Zurigo Ma non che sono le cosa pecore. ne pensa Dulcis in fronte la fondo. nostra Barbara Palobello? Sentiamo. Ma che è? Anche lei sta pascolando con Carmela a Zurigo, scusa. Probabilmente. Bene, e allora con queste parole forti e sane io Sane. vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di 90° grado, l'unico programma dove tutti parlano, perfino i cani. Si riferisce alla Valombelli? No, mi riferisco a me stesso. Ah, bravo. Ciao, Salvo. Bau bau. Bau, vaffanculo, mi viene male il cazzo. Ciao, Salvo Sottile. N2O. Un mondo allo stato puro.